ci sono circa 100 milioni di euro, si faccia una cabina di regia trasparente, accessibile nell'informazione ai cittadini, che ci sia un piano chiaro, se poi servono delle accelerazioni ne ragioniamo, cioè non escludo il fatto che a fronte di un piano chiaro che individui punti in cui emungere, portare l'acqua, eccetera, ci possono essere anche dei meccanismi di commissariamento, si studia tutto, no? Però non può esserci un gioco politico sull'ambiente e soprattutto sulla pelle dei cittadini. Quindi qui basta, fine dei giochi, questo passaggio è necessario. Primo punto. Secondo punto, siamo di fronte a una questione che un po' esisteva da tempo, un po' è esplosa in una maniera più forte di quanto si pensava. Esisteva da tempo, lo ricordava Gigi, io me ne sono occupato più volte, anche nel passato, spesso su sollecitazione di Legambiente. Solo quest'anno ho fatto 2 interrogazioni, firmate anche da Diego, una nel maggio, da cui venne fuori appunto la prima tranche di risorse del Ministero su questa vicenda, l'altra a settembre. È una partita antica su cui molti hanno dormito un po', diciamo le cose come stanno. Hanno dormito in maniera sbagliata, perché poi, guardate qui, oggi eravamo con Gigi da Fassaborto a presentare un lavoro sull'edilizia, cioè per capirci, sappiamo a cosa servivano queste sostanze, no? Erano sostanze che servivano per tutta una serie di lavorazioni, dalla concia a tessuti tecnici e ad altre cose, no? Cioè, posso capire che ci sia stata sottovalutazione, poi dirò su questo, all'inizio, sugli effetti che potevano avere queste sostanze, però la mia esperienza in tanti campi è che quando le questioni arrivi del tempo, spesso le cose che fai fanno diventare più competitive le lavorazioni, i territori e le linee. Vi faccio un esempio che riguarda la concia, che conosco molto bene. Io sono pisano di adozione, no? Seguo molti territori pisano, voi sapete che in Italia ci sono 3 centri, diciamo, di conciatori importanti: Arzignano, Santa Croce e Solofra. Arzignano sapete dov'è, Santa Croce sapete dov'è, Solofra sta in Campania, per chi non la conoscesse. E ricordo benissimo quando i conciatori di Santa Croce minacciarono di darsi fuoco, di chiudere le aziende, perché vennero fissati dei limiti di inquinamento più attenti, più restrittivi, perché stavano distruggendo l'acqua, no? Che cosa è accaduto dopo? È accaduto che proprio quei limiti hanno reso più forti le concerie di Santa Croce, perché quei limiti che hanno spinto i conciatori a usare gli acidi in maniera più attenta, quindi a cambiare le tecnologie, li hanno portati a fare delle pene migliori, perché se tratti bene gli acidi a valle, li devi trattare bene anche a monte. E un innalzamento tecnologico, bravi imprenditori e lavoratori che hanno diritti, cosa da non sottovalutare, perché con gli schiavi fa fatica a produrre cose belle, e lì anche i senegalesi, in Italia ci sono tanti senegalesi che sono solo da Arzignano e che lavorano a Santa Croce, però sono gente che sta in un sistema italiano, per cui producono cose di qualità, fanno sì che per esempio in questi anni di crisi economica nel nostro paese l'export verso l'estero e soprattutto verso la Cina è sempre aumentato. E io ricordo che rimasi colpito anni fa quando venne in Italia un primo ministro cinese e andò a visitare una conceria a Santa Croce sull'Arno. Io dissi: ma che ci va a fare questo a visitare una conceria a Santa Croce sull'Arno? Perché anche io pensavo che la concia era un campo in cui se tu potevi inquinare quanto volevi, pagavi poco gli operai, questi erano diritti, eri più competitivo. E invece non è così. Questo vale per la concia di base, che però è un 20% del prodotto. Ma se vuoi fare le pelli migliori del mondo, quelle che cambiano ogni anno, cognato, colore, morbidezza, la storia è un'altra. E 2 anni dopo venne il presidente della Repubblica Cinese e andò a visitare un'altra conceria, sempre a Santa Croce sull'Arno, perché volevano capire come facevano gli italiani a fare delle pelli che loro non riuscivano a fare, e in tutti questi anni l'export di pelli conciate verso la Cina è aumentato. Potrei fare 1000 altri esempi, ma in realtà oggi la frontiera, diciamo, dell'innovazione ambientale legata alle grandi partite, ai mutamenti climatici, all'ambiente, alla salute, è anche quella che per noi, che non dobbiamo competere col Guangdong sui bassi prezzi, ma che dobbiamo competere sulla qualità, è la frontiera che rende più forti i nostri prezzi. Noi cresciamo nell'export per questo motivo. C'è un lavoro che fa
una fondazione che presiedo che si chiama Simbolo, assieme ad Union Camera ogni anno, e anche quest'anno risulta che le imprese che hanno investito in ambiente, che sono circa un terzo delle imprese manifatturiere italiane, sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Quest'anno ci saranno circa 340.000 nuovi posti di lavoro legati all'ambiente, in tutti i settori, dall'agricoltura all'high tech, eccetera. Quindi se si prendono per tempo queste cose sono un fattore di innovazione, non bisogna subirle. Perché si subiscono? Si subiscono perché anche quando possiamo, diciamo, fare i conti con un ritardo nella percezione dei pericoli, e questo lo capisco, adesso lo capisco storicamente, c'è stato un periodo in cui alcune cose, pensate, su questioni anche più importanti, anche se ha ragione Gigi, o lo diceva il Presidente, siamo di fronte a una generazione di inquinanti sottovalutata, non sono solo il PFAS. Adesso la ricerca di questi inquinanti si sta allargando a tutta Italia, in questo ha sbagliato, cioè perlomeno c'è stato un ritardo da parte del governo, del Ministero della Salute nel non estendere, come vi avevo chiesto peraltro, da tempo le ricerche a tutta Italia. Adesso l'ultimo elenco delle regioni comunicate dal Ministero che hanno avviato ricerche su questi inquinanti comprende, oltre al Veneto, la Lombardia, il Piemonte, il Lazio, il Friuli Venezia Giulia, l'Umbria, la Valle d'Aosta, la Puglia, l'Emilia, le province autonome di Trento e Bolzano. Mi dice l'agenzia toscana che da quest'anno anche la Toscana li sta cercando. Bisogna farlo in tutta Italia, perché questo è un inquinante prima trascurato, è accaduto altre volte. Cioè c'è stata un'epoca in cui si pensava che il fumo non facesse male, che il DDT non facesse male, che l'amianto non facesse male. Ce lo ricordiamo tutti quando l'Eternit sembrava una sostanza perfetta, costava poco, era ignifuga, era isolante, era pure più bella dell'amierino, diciamo le cose come stanno ovviamente nei campani, sembrava la soluzione a tanti problemi, si è capito che faceva male. Dov'è che scatta qualcosa che è inaccettabile? Quando si comincia a capire che la cosa fa male e qualcuno nasconde la polvere sotto il tappeto. E è quello che è accaduto su tutte queste sostanze. È accaduto sul fumo, lo sapete per quanto tempo, è accaduto sul DDT, è accaduto sull'amianto. Ancora oggi, se ci si fosse fermati prima avremmo risparmiato tantissime sofferenze di tantissimi esseri umani. È accaduto anche su questa ricerca. Io condivido quello che diceva Gigi, io penso che loro lo sapessero prima che questa sostanza presentava dei problemi, no? E aggiungo, non voglio dire nulla che è una supposizione, ma è una supposizione che se la Mitsubishi nel 2009 ha venduto quell'azienda a un'azienda abbastanza opaca, perché è una scatola che ha sede in Lussemburgo, lì Greenpeace ha fatto un ottimo lavoro per cercare di capire come è congegnata dal punto di vista economico questa vicenda per €1, ho come il sospetto che oltre al fatto di pensare che non era più redditizia, ci fosse anche il fatto di mettersi a riparo da guai. E questo non è tollerabile. Su questo, oltre alle cose che stiamo dicendo, che riguardano appunto la certezza per i cittadini dell'acqua che bevono e anche degli alimenti che mangiano, da verificare senza creare allarmismi, facciamo tutti gli studi, capire sulle falde cosa si potrà fare, ma intanto bere acqua certa e mangiare alimenti certi mi sembra una cosa che va assolutamente garantita. Bisogna che la magistratura e chi per lei si impegni al massimo perché chi ha sbagliato paghi sia in senso economico se questo emergesse anche in senso penale. Devo dire, lo ricordava prima Diego mi pare, abbiamo uno strumento adesso, la legge sui decorati, e io sono molto contento che sono il primo firmatario, ci ho provato a lungo per far fare questa legge, però questa legge prevede oggi che i reati di inquinamento ambientale, di omessa bonifica, di disastro ambientale siano seriamente contrastati. Va usata questa legge per capire cosa è successo. Poi se scopriamo che quello che io dico è esagerato, diciamo, dal punto di vista della dinamica che io ipotizzo, cioè io ipotizzo il fatto che lo sapessero e che non l'hanno detto, e che hanno continuato a fare come se niente fosse, anche quando i problemi cominciavano in qualche maniera a emergere.
con Cristina ci è capitato anche di parlarne in altre occasioni di questa questione. Io penso che questo lo dobbiamo chiedere prima che poi scappino dalla strada, perché già adesso è molto difficile recuperare risorse. Poi noi, Diego lo sa, abbiamo fatto una battaglia dura, in parte anche vincente, sulla vicenda dell'Ilva di Taranto, per far tirare fuori i soldi che i Riva avevano messo in Svizzera. 1,2 miliardi alla fine li abbiamo recuperati, non sarà, forse ne serviranno di più, ma insomma 1,2 miliardi di euro non è poi poco, diciamo, per mettere in mano a quella situazione. Questo effettivamente bisogna muoversi, perché bisogna evitare che si ripeta questo. Ripeto, nel passato mancavano anche gli strumenti, prima della legge sui regolati pensavo, lo dico perché è perfino divertente, anzi non fosse tragico, che il disastro ambientale veniva colpito con un reato penale che si chiamava disastro innominato, cioè come, perché era un fritto misto, cioè tutto da e l'inquinamento ambientale veniva punito con un reato che si chiamava getto pericoloso di cose. I processi sono così, l'inquinamento ambientale veniva punito. Adesso abbiamo una strumentazione qui. L'ultimo punto che voglio dire, ripeto, a valle, anzi a due punti, a valle delle cose dette sul fatto che noi dobbiamo pretendere, e qui lo dico a livello istituzionale, lo dico anche al Partito Democratico, dobbiamo pretendere che ci sia una cabina di regia trasparente che metta in fila le cose da farsi e che non consenta a nessuno di sfilarsi dicendo è colpa di quello o colpa di quell'altro, per essere chiaro.